Allora, il tempo stringe e vola. Non autosufficienza è un'altra delle questioni da affrontare. Sì, è stato elevato il fondo per la non autosufficienza, questa è una delle questioni. Sì, diciamo che qui l'aspetto negativo è che è stato elevato a 550 milioni, ma sappiamo che sono già insufficienti, però diciamo che è un piccolo passo in avanti, un riconoscimento, perché stiamo proprio in un comparto molto delicato. Sì. A questo punto Rosanna, 14ª. La 14ª, questo invece è uno dei risultati positivi che abbiamo portato a casa, che eleva praticamente la 14ª le pensioni contributive sopra i 750 euro fino a 1000 euro lordi di pensione. Il beneficio lo vedranno da luglio, non bisogna fare richiesta, anche se poi ci siamo accorti che in più di qualche caso non viene erogata e quindi noi interveniamo subito quando la persona ce lo segnala, insomma, però normalmente non si fa richiesta e automaticamente sulle pensioni da contributi, però non sulle pensioni di tipo assistenziale o pensione sociale, c'è questa erogazione della 14ª a luglio. Perfetto. Pensione anticipata. Sì, anche qui bisogna aspettare il decreto attuativo perché bisogna chiarire, però questa qui è proprio una di quelle situazioni che abbiamo visto anche prima, no? di una certa tipologia per i lavoratori che sono impegnati in attività gravose, usuranti o comunque con certe. L'esempio classico che non era ricompreso prima erano per esempio certe tipologie di insegnanti, maestre d'asilo, cioè soggetti che hanno rapporti di lavoro in settori che prima non erano ricompresi nella vecchia normativa dei lavori usuranti, che dovrebbero rientrare attraverso questo decreto. Quindi qui una volta che ci saranno i decreti attuativi ci ritroveremo sicuramente per entrare nel dettaglio, così potremo dire a questi soggetti potete rivolgervi per avere il trattamento anticipato prima delle decorrenze previste dalla legge per quanto riguarda le pensioni di anziani. Perfetto. Buongiorno, secondo voi l'opzione donna verrà estesa anche per 2017? Sì, l'abbiamo detto ed è prevista, era tra una delle slide che avevamo. Adesso la Rosanna. Sì, per le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 58. Quindi viene estesa. Anche... Bisogna avere sempre la consapevolezza che l'opzione donna significa tramutare l'intera vita lavorativa contributiva a livello contributivo, quindi non sarà più una pensione retributiva ma contributiva, e il calcolo è che la perdita è intorno al 30%. Quindi 30% in meno, quindi fare due conti. Quindi anche qua è una scelta da fare, anche qui che va soppesata. Le donne sono quelle che abbiamo detto prima. Rispetto a queste scelte che sono sempre molto delicate, farlo assieme a un'operatrice o un operatore INCA che hanno le competenze per valutare bene assieme alla persona, credo sia importante. Quindi l'invito è proprio che vadano al patronato per valutare tutti gli aspetti e tutte le possibilità. Chiedeva prima l'intasso di interesse, abbiamo detto prima il 4,5%, non il 5 o 7, che è comunque un tasso molto alto, però anche qui attenzione sull'APE, decreti attuativi, perché attenzione, perché poi nei decreti attuativi noi pensiamo di poter migliorare, però sappiamo che ci può anche verificare che c'è, come dire, magari tasso variabile, un tasso, però non paragoniamo questi tassi qua ai mutui, per esempio per la casa, che hanno tutta una normativa e una situazione, anche una durata, diciamo, particolare, non sono paragonabili al mutuo casa, però comunque un finanziamento, è un finanziamento, non va preso alla leggera. Però siccome i tassi per le case sono più bassi, ma quelli rispondono a un'altra logica, diversa. Questo è un finanziamento vero e proprio. Ultima slide per il momento, poi avremo altri modi di approfondire altri, i farmaci.
Per quanto riguarda invece i farmaci, la legge di bilancio fa una destinazione particolare, Rosanna? Sì, 1 miliardo di spesa per i farmaci oncologici e innovativi e 100 milioni per i vaccini. Quindi anche qua un passo in avanti, perché sappiamo che il progresso anche scientifico introduce ogni anno sempre nuove tipologie di farmaci sempre più efficaci, ma anche sempre più costosi, e se non sono inseriti dentro nei prontuari diventa complicato e bisogna pagarli. Ecco, una cosa, proprio in questi giorni sono stati stati varati i nuovi livelli essenziali di assistenza ILEA, che anche su questo magari bisognerà parlarne, perché sono importanti. Assolutamente sì. Allora bisognerà dedicare un capitolo, siamo giunti al termine, e questo perché ce lo richiedono tanti telespettatori, alla situazione della sanità nella regione del Veneto, per cui la riforma che c'è stata, cosa comporta, le USL, un po' fare un piano generale, e poi ovviamente anche la situazione sociale. Sì, noi il 20 facciamo un convegno unitario, presentiamo la nuova legge sull'invecchiamento attivo. Ci sarà l'assessore regionale, vari esponenti. 20 gennaio, quindi. Il 20 gennaio al Mestre, al centro Candiani. A che ora? Dalle 9:30 della mattina fino alle 2 del pomeriggio ci sarà questa presentazione, ci sarà la relazione introduttiva, diciamo, che è gestita unitariamente ma che verrà poi illustrata dalla nostra segretaria regionale, dalla Rita Turati. Chiuderà i lavori il segretario nazionale dello SPI Ivan Pedretti, ma c'è l'intervento di Bombieri, del segretario della FNP, della CISL. È un momento molto importante perché è un'occasione straordinaria. Il Veneto si dota di una legge molto avanzata sul tema dell'invecchiamento attivo. Allora seguiremo questo, vi renderemo partecipi anche coloro che non potessero andare direttamente a Mestre per questo evento significativo, poi lo commenteremo anche in studio. Io ho 30 anni, non ho nessuna speranza di avere una pensione, mi accontenterei di un lavoro. Bravo il nostro telespettatore. Se non c'è lavoro proprio non avrà la pensione. Provvedessero anche a questi invece. Ultimissima cosa, siamo in chiusura, voglio ricordare la rivista Liberetà, è praticamente mensile su abbonamento, €1 a rivista, su abbonamento appunto, quindi sono sostanzialmente 12 euro all'anno, una rivista molto molto interessante, lo confermo anche per chi non è pensionato, affronta tantissimi temi, da quelli del tempo libero, le ricette, l'oroscopo, l'astrologia, temi di attualità, la questione delle pensioni, del lavoro, suggerimenti, l'alimentazione corretta, gli stili di vita, tanti provvedimenti che non si sono venuti a sapere, tante cose che non si conoscono, e usi, costumi e questioni che vengono anche da altre realtà, oppure situazioni che si vivono sul nostro territorio che non sono state approfondite in modo congruo in altri media, trovano qui un approfondimento, tra l'altro in modo anche molto simpatico e leggibile, perché è una nuova veste grafica adatta un po' a tutti, secondo me trasversale, un po' per tutte le età. Può essere un bel regalo simpatico, un suggerimento anche da fare a chi è a casa pensionato, così ha una finestra sul mondo per un mese più che abbondante. Ci sono anche cruciverba, insomma può essere un utile supporto. Grazie Daniele Tronco, grazie naturalmente Rosanna Bettella di essere state qui con noi, grazie a voi di averci seguito, noi vi aggiorneremo presto su tante questioni.